Buongiorno amici, oggi ci troviamo nel locale, nella pizzeria di Gianni Calaon, pluricampione del mondo di pizza. Buongiorno a tutti. E parleremo di abbinamento cibo-vino, in particolare della pizza con il vino. Ma quale vino? Il Prosecco. E perché il Prosecco? Perché il Prosecco ha una spiccata acidità e una buonissima mineralità, oltre a una sua intensità gustativa e gusto-olfattiva particolare. Gianni, qual è la pizza che ci proponi? Noi abbiamo abbinato al Prosecco una Sua Maestà, che è semplicemente una margherita elaborata sul senso che oltre a un impasto che fa parte delle mie caratteristiche della pizzeria, che faremo la pizza in pala, è una pizza con lunga lievitazione, si parte da un lievito madre a 3 lavorazioni sull'impasto con una precottura e per andarla a completare con la farcitura. La farcitura è stata elaborata con della mozzarella, abbiamo messo la stracciatella che è il massimo dell'espressione del latte, e il pomodoro, abbiamo fatto dei pomodori confit. Confit è un pomodoro sbucciato, tirato via i semi, messo al forno 4 ore a 100 gradi con zucchero di canna, sale e timo. Alla fine abbiamo messo dell'emulsione di basilico e una sferificazione di basilico per dare l'aroma del gusto basilico proprio, quindi una margherita elaborata. Quindi una pizza semplice, però con ingredienti di altissima qualità. Allora, quali sono le caratteristiche fondamentali della pizza? Sostanzialmente la tendenza dolce, cioè quella delicata sensazione di dolcezza data appunto dalla base, dalla pasta. Dopodiché c'è una delicata sensazione di tendenza acida data dal pomodoro, ma in questo caso confit, quindi un pomodoro addolcito in un certo qual modo. Poi la spiccata aromaticità dell'emulsione di basilico e infine questa grassezza e anche tendenza dolce della mozzarella, in particolare della stracciatella, che mi vanno a completare il quadro. Quindi avrò bisogno di un vino, il Prosecco. Perché il Prosecco? Perché il Prosecco ha una spiccata acidità e una ottima mineralità. È il vino italiano adesso più esportato al mondo e la pizza da sempre è l'alimento, il piatto italiano più conosciuto al mondo. Un connubio assolutamente felice, di grande piacevolezza, in cui l'acidità del Prosecco mi ripulisce la bocca da questa delicata tendenza dolce e la sapidità va in contraltare con quella che è la grassezza della mozzarella e l'alcol mi asciuga un po' la bocca da questa succulenza data sempre dalla stracciatella. Un connubio assolutamente perfetto. Pizza margherita rivisitata da Gianni Calaon e Prosecco, vino veneto famoso nel mondo.